Buonasera ai telespettatori di Televenezia. Con questa puntata iniziamo un nuovo ciclo di Venezia Cambia, Change Venice, una trasmissione che l'anno scorso è iniziata ad ottobre e finita a maggio ed ha avuto importanti ospiti in studio che hanno parlato dei cambiamenti che riguardano la nostra grandissima e bellissima città di Venezia, relativi all'ambiente, all'economia e alla diplomazia. In questa puntata di inizio stagione incontriamo uno scrittore, un poeta, un pittore, un disegnatore, Carlo Borghesan. Il titolo della puntata è Veneziani e Venezia, di ieri e l'altro ieri, attraverso la storia di una illustre famiglia. Questo è uno dei 14 libri scritti da Carlo Borghesan, che è nato a Venezia, vive da sempre a Noale, bellissima cittadina di origine medievale a 20 chilometri da Venezia, che è appunto pittore, disegnatore e da sempre si dedica con passione all'arte dello scrivere. Per i tipi della Isbisco editrice pubblica appunto 14 libri e ha ottenuto lusinghieri e significativi riconoscimenti in vari concorsi nazionali ed internazionali. Ricordo il premio Città di Empoli, Domenico Rea, per il racconto breve, il premio letterario Luigi Pirandello, sezione poesia, la Primavera Strianese, sezione narrativa e tanti altri riconoscimenti. Suoi lavori sono stati recensiti su numerose riviste letterarie ed è presente con racconti brevi e poesie in diverse antologie. Partiamo appunto con questa intervista facendo una domanda di rito. Chi è Carlo Borghesan? Grazie Paolo. Carlo Borghesan è un piccolo uomo che non ha fatto niente di straordinario in vita sua, ma che ha sempre però amato molto dedicarsi alla letteratura, alla poesia, alla pittura. Ha pubblicato diversi libri, ha dipinto diversi quadri e disegnato diversi disegni. La sua famiglia materna è veneziana da sempre. La sua famiglia paterna è noalese da sempre. È nato a Venezia. Appena il lugubre cannone della guerra aveva cessato di far sentire i suoi mortali rintocchi, e è vissuto a Venezia, i primi anni della sua vita, e poi quasi da sempre si è trasferito a vivere a Noale, tenendo sempre però strettissimi rapporti con la città di Venezia. Quindi l'infanzia di Carlo Borghesan, figlio di una nota famiglia veneziana, l'infanzia si sviluppa nella città serenissima per poi la famiglia trasferirsi nella cittadina di Noale, da dove sempre risiedi. Sì. Il titolo del libro appunto che andiamo a presentare, questo bel libro, Veneziani e Venezia, veneziani appunto, non Venezia e veneziani, ma veneziani e Venezia, di ieri e l'altro ieri. In questa bella pubblicazione tu racconti un po' la lunga storia della tua famiglia dal Settecento ai giorni nostri. Come è sorta appunto l'idea, Carlo, di scrivere questo libro che ti lega quindi indissolubilmente alla città di Venezia? Io sapevo, perché me lo diceva sempre il mio papà, la mia mamma quando ero molto molto piccolo, perché mia mamma è morta molto presto, che a Venezia
in vecchi bauli impolverati, dove nessuno metteva mai le mani da tempo, c'erano molti disegni, molti scritti, molte fotografie che raffiguravano la mia famiglia o le mie famiglie materne, perché per 3 generazioni c'è stata soltanto un'unica figlia femmina e quindi il cognome è cambiato ogni generazione. Quindi mi è venuta la voglia un po' di andare a vedere, e così, aiutato da mio fratello e anche da mia sorella, ho cominciato a mettere le mani su questi polverosissimi bauli. Volevo proprio squarciare questo velo di nebbia che si presentava davanti a me, e un po' alla volta questo filo di nebbia si è squarciato ed ha rivelato cose che mai avrei immaginato di vedere. Aprire quindi un vecchio baule tramandato di generazione in generazione, aprire questo baule, rivedere documenti, rivedere pezze giustificative, rivedere degli scritti all'interno di questo archivio di fatto tramandato di generazione in generazione, ti ha dato l'ispirazione di scrivere il libro di cui stiamo parlando, appunto Veneziani e Venezia di ieri e l'altro ieri. È un'opera ricca di documentazione fotografica e storica. Poi durante la puntata avremo modo di vedere alcune significative e importanti fotografie dell'epoca. Traccia il percorso dal 1700 ad oggi di una famiglia che ha esercitato nel tempo un ruolo di notevole rilievo nelle vicende della città di Venezia e della sua provincia. Sì, esatto. Ed è una famiglia che è venuta a contatto con personaggi molto famosi, tra i quali il Rossini, tra i quali Papa San Pio X, tra i quali Pietro Buratti, Giuditta Pasta, Iappelli, Paleocca, Petrotti, Meyerbeer, Isabella Colbran, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti grandi nomi che hanno lasciato tracce su varie discipline, dall'ingegneria all'economia, dalla musica alla lirica, dall'arte alla letteratura, hai menzionato anche... Dimenticavo di dire Papa San Pio X. Esatto. Papa San Pio X, che quando era patriarca qui a Venezia, del quale possediamo numerose lettere, una ventina di scritti, inviati al nostro bisnonno Silvio Fugnani, che per 20 anni fu presidente dell'Opera dei Congressi Cattolici della Diocesi di Venezia e che fu uno dei suoi massimi collaboratori. Come si crea un libro di questo tipo, Carlo? Cioè, quanto tempo occorre? E a cosa appunto ti sei ispirato anche per caratterizzare alcuni dei tanti personaggi che hai ritrovato in questo archivio polveroso dimenticato nella tua soffitta? Allora, per esempio, trovavo una fotografia, un personaggio antico. Chi è questo qua? Andavo alla ricerca degli scritti, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sembrava che quella fotografia potesse adattarsi a quel determinato personaggio. Sono andato più a fondo e alla fine 9 volte su 10 la indovinavo. Però devo dire che ho potuto godere in questo periodo dell'aiuto di 2 studiosi veneziani veramente notevoli, che non cesserò mai di ringraziare, il professor Giormani ed il cavaliere Riccardo Vianello, i quali mi sono stati vicini, mi hanno insegnato il metodo, mi hanno fornito molte notizie veramente preziose. Poi mi sono, oltre ai documenti originali, gran parte che ho trovato in casa, in questi bauli in soffitta, mi sono servito anche del Tassini, mi ho ispirato molto al Tassini, e ad altre fonti di cui avevamo altri libri di cui avevamo proprio la copia dell'epoca
originale in casa. Mi sono appassionato e con l'aiuto anche di mio fratello e di mia sorella ho deciso di squarciare questo velo di nebbia per scoprire cosa c'era sotto, e finalmente sono riuscito a scoprire una verità che... E ci arriveremo nel racconto del libro e di questa lunga storia nel corso della puntata. Quindi una lunga preparazione per la stesura di questo... 3 anni almeno. Di questo testo, che è durata 3 anni. Sei andato personalmente alla ricerca dei tuoi avi materni e quindi hai avuto modo anche in questa ricerca, in questa scoperta del tuo passato, del passato della tua famiglia, anche di vedere la loro Venezia, non la Venezia di oggi, la loro Venezia che citi appunto nella tua bella storia. E quindi ti sei documentato su storie particolari, su curiosità, su tradizioni. Svelaci qualche segreto. Beh, segreti, Venezia del Settecento e soprattutto dell'Ottocento, perché il mio libro parla soprattutto della Venezia dell'Ottocento, era totalmente diversa dalla Venezia attuale. In primo periodo perché c'era la dominazione francese, poi la dominazione austriaca, poi la guerra di indipendenza con la Repubblica del Manin e del Tommaseo, le lotte di indipendenza, eccetera. Poi con l'avvento del Regno Italia era una città completamente diversa ed era frequentata da personaggi di altissimo livello. La fortuna forse è stata che il ramo iniziale della mia famiglia, gli Ancillo, che erano farmacisti, avevano la loro farmacia proprio in Campo San Luca, farmacia all'insegna della Vecchia, più tardi anche del ceto imperiale, perché assorbiranno anche la farmacia del ceto imperiale che era proprio là a fianco. E la farmacia di San Luca, che era antica e privilegiata farmacia triacante. Cosa vuol dire triacante? Che era una delle poche in Venezia e in tutta Italia abilitata a trattare e a vendere al pubblico per scopi medici la teriaca, che era un prodotto che si ricavava dalla vipera.